Oggi Terra Nostra vi spiega da conoscere a 300, una delle regioni storiche della Sardegna, andiamo a carta da questa parte desuso de questa provincia che oggi mutidi del sud Sardegna. Sa 300 comprende 14 comuni e tra questi comuni beste Pramantello, comune che andiamo a conoscere con una produzione davvero speciale della Terra Nostra, sa canna passativa. Seguiteci in questo viaggio che oggi possiamo espantare. Damiano Areso, siamo in Domodua e oggi andiamo a fare un prodotto davvero particolare della Terra Nostra. Non lo vuoi narrare tu e testi questo prodotto speciale? Certamente, funti prodotto cosmetico a base di canapa. E che tipo di canapa è? Spieghiamolo. Questo è uno particolare veramente importante. Questo è il tipo di canapa funti d'uso. Cannabis indica, che è quella che non si può manco coltivare, è quella che volgarmente si narra ludica, e invece se che coltiviamo noi è la canapa sativa, che è una surra di imperus, dessa cosmesi, come fate un noso, a sa produzione di vestiti, carburanti, plastica, cose pappai e tante altre cose. La canapa sativa che tratta è l'unamo legale, però deve rispettare certi parametri, giusto? Giusto, fino a pagare fai, fino a denuncia forestale e carabinieri o polizia. Da 2 o 3 anni è stata liberalizzata ancora di più, quindi potevo coltivare. Devo comunque avviso sempre le autorità competenti, però poi faccio un'analisi del suo prodotto che ottengo, poi eventuali residui. Siamo parlando dei residui rispetto al suo principio attivo, giusto? Sì. So che si narra quindi cannabinoidi, cannabinolo, THC, insomma tutto questo sfuello che si intende ormai d'ogni dì. Grazie a questa coltivazione comunque che fadevo su queste, sa che fadiante il nonno nostro su con sa rotazione, infatti in questa terra funti 4 arrogus, quindi un anno andando all'orisi, come a Fa, oppure a Sudda, oppure Brisucci, un anno invece be posto su Drigu o Sogiro e poi Sigidissa. Quindi una rotazione, come fa il nonno nostro, che si consente di rispettare questa terra se non sai nulla di chimico. Conta su conto, poi tu due hai cominciato a trattare questa pianta precisa. Difatti si bintra da questo trattamento della terra. Non vi lamorna, ma come lo namostuesi sono un dottore agronomo e dunque al suo studio stuoso partini proprio per rispettare, per trattare questa terra, per aiutare questa terra. Sì, è stata proprio una cosa casuale, insomma, un amico mi ha detto, prova questa canapa, aiuta questa terra. Però sì, proviamo questa canapa, in un arrogo di terra proprio leggio, è difficile che bessa qualcosa bene. Io ho provata e sai arrannescia, e ho coltivata tranquillamente rispetto a matta che ponevo, tipo sull'olio o su trigo. Questa terra è come se fosse stata traballata, quindi proprio questa struttura di questa terra, la tessitura, si narra in italiano tecnicamente, è migliorata. E in cui ho cominciato questo traballo con questa matta a fare prima distillata, si ottenere appunto soli essenziali e sidrolatto, che è il prodotto principe di questa coltivazione nostra. In frattempo stiamo questionando Damiano che è arrivata la mascotte di questa azienda, che è il setto tucinara da canapa, insomma la morbattia da Gai, e che era da parlare con noi durante le interviste, dunque sì. Noi la lasciamo. Ha cominciato a fare dei prodotti che esatto, che tornando in seguito a mornao di questa canapa si possono ottenere tantissime cose, senza addirittura cose che si possono mangiare. Invece due ha pensato di usare la canapa per la cosmesi. È stata un'avventura poi ti fai cose che variano già esatto. E ho fatto questa prova con un'amica, 3 anni di prova, che ancora è andata bene, che ancora è andata male, però a fine ho ottenuto 3 prodotti. Uno è su idrolatto vero e proprio, te do assurre proprietà, quindi è idratante, è antibatterico, lenitivo, poi anche a puntura di canchi barballotti, di canco a zinzula, insomma, aggiuda. Alla fine ho pensato di fare altri 2 prodotti. Uno è un olio per massaggi. Olio per massaggi però fatto proprio con solo essenziale, quindi saprà tipo un nobile di questa coltivazione.
con circa 10 quintali di materia verde, quindi proprio de volla e de frori, si fa circa 400-500 cc di prodotto. Quindi è veramente pago, un prodotto prezioso, decontratturante, aiuta a sanare appunto dei sovi, una misura di proprietà che si scrovetto imprendito. Invece sull'ultimo, poi sfemmiasa, io ho fatto questo siero, usando questo acido ialuronico, sempre di agricoltura sostenibile, bio, eccetera, devono sinare comprare profitto. Poi si rende conto dei testi. Fonte commensenti sono pure ad un praivo dopo barba. Su nome dessa azienda è Acqua Sabida e su nome dessa zona in cui si usa, che naturalmente è prea de repertus appunto storico, romano, domus de Gianas, eccetera, eccetera. Quindi tutto bonai che anticamente i agenti vivevano in questo luogo, quindi insomma un luogo particolare insomma dal suo punto di vista storico. Ti visetta po in casa, e te che regaluare che su tempo urbe screffio, vinza sa poche arrivare a questo prodotto, si immagino tutto usava di che te ti devi scherregare. Allora, su bisu mio e de molleri mia, poi non si usò con molleri mia comunque fendi questo raballo e adesso un grasa si deve un prodotto che aiuti i agenti, insomma un prodotto magari fino a medicinale. Torniamo sono poco a dare proprio della canapa attiva e magari non sconta se capienza si in corso o siamo su galo teniamo galo ignoranza a me e non dischimo ite ciclotene da quando si pranta da quando si gollide ite si gollidi e ite si agade dopo che si gollidi. Da questo punto di vista prettamente agronomico possiamo dire che questa canapa è una cultura intercalare, in questo senso che è un ciclo abbastanza gruzzo e si può porre tra una cultura e l'altra. Dipende dal suo tempo, da prantare più o meno sul mese di aprile e da secare più o meno sul mese di agosto. Poi dipende sempre dal suo clima, dall'acqua, insomma tante varianti che a pelle comincia a imparare in suo tempo. Una volta che noi arriviamo a suo tempo su, quando essa vede questa concentrazione brusata di olio essenziali, noi sono da secare. Noi sono da portare subito anche un'azienda posta distillazione. Issa dopo che è secata in 5-6 ore deve essere distillata può tenere sul massimo dessa percentuale di olio essenziale. Quando che la tirata di questa distillazione poi cola da altro trattamento o ti ne occupa su direttamente o te ne c'è qualcuno che ti ha aiutato in questo? Si va a aiutare un'azienda sempre sarda che si fa questa trasformazione in prodotto cosmetico. Questo poi un prodotto cosmetico come fonte nostro deve essere dermatologicamente testato, quindi non dobbiamo rischiare nulla quando andiamo sul consumatore finale. C'è un'allergia, una problematica, io ho fatto su test anni e anni proprio per arrivare a tenere un prodotto sicuro. Damiano, che siamo in studio 2, Luteramo Sanare, tu sei un dottore agronomo e non mostra questa immagine che va da un verde splendente, proprio colore unico, che sono proprio sorde za canapa, possiamo immaginare quando è a sul massimo del splendore suo. Asa crea vinza za zai uno sito internet che lo chiediamo a aumentare caleste www.acquasabida.com in cui vi su tutto su che vado in questa azienda, quindi fotografie di tutta questa coltivazione, dei prodotti, tutto su che serve poi vai conosci questa azienda. In dove lo si può accattare, poco? Io come incendi a due spragi in campo farmacia, parafarmacia, insomma, teniamo già anche punto vendita, Iglesias, Guspini. A Bella io come incendi a due spot vinzas in Castello e poi spero sono grasi tutta questa Sardegna e fino a fuori da questa Sardegna. Esiste più bello a scrivere quante cose si può agere di questa pianta che può essere a vero un investimento buono per la Sardegna, per su casa e per vincere metà giovane che magari vogliono tornare a triballare questa terra nostra e magari vogliono sperimentare che atti di tutto e te può dare questa terra nostra di nuovo ma di buono. Vincere manno complimento a ti diamo 02 per questo triballo che siete tirando addennanti. Ti ringraziamo per usare Gollio e per usare atto conoscere Acqua Sabida.
Siamo in Ortacesu, sono 917 abitanti, siamo in 300 e questo luogo sono storicamente dedicato alla produzione di trigo e per questo che io e spieghiamo a conoscere sul museo che l'hanno dedicato in questa vita. Io ho promesso che capovatio è che ha sul museo del trigo di Ortacesu, sul comune di Ortacesu negli anni 80, compra da questa domo che prima di una domo di queste antiche a corte e della famiglia Serra, di questo orlo corbattessi. E che Daniele non sconta da idea da Pozzuaghere Isu come gestore di questo luogo, ma vinta la cooperativa che sta rappresentando. Questo è sul museo del Trigo di Ortacesu, unico museo del Trigo in tutta la Sardegna. Il suo percorso comprende di tutto il traballo fatto su zatto dei uomini, senza saccando il suo trigo, veniva da traballare delle femmine. Questa divisione tra il triballo dei uomini e il triballo delle femmine è una divisione che è contata dentro del museo. I uomini vogliono più dedicati al suo traballo in susato, fuori di uomo. Le femmine prusono il suo traballo in domo, de volta che il suo trigo via dal ribao mei domos, veniva sciacquato, fatta asciugare, modio, diventata savarra, la prima farina che veniva ricavata dal suo trigo. Il suo sedazzo veniva fatto scurri a pizzo dei suoi sedazzatori. De savarra veniva bogata su bodini grosso. Questo che parrata veniva da posto in due altri sedazzo, uno sedazzo meda bruffini, si torrata a settazzai e si indiogata suscetti. De suscetti si vadia su cifrascio. Insomma è dogna diri. L'ultima cosa che è parlata in subopeni fu da sa simbua che veniva separata con su gibro de veno in simbua vini e simbua grossa. Sa simbua serviva per fare sa trovare tipico nostro su coccoi. Questa simbua si fa pure sa pasta sarda tipica nostra trecentesa, sa vregua, i mallorettos, raviolus e quant'altro. Forse è giusto avere un passo a secco, come si narra, e andare a bere che sono questi attrezzi del suo triballo, dei suoi uomini in campagna e finza delle femmine. Hanno accompagnato in un'altra stanza, vero? Certamente, prego. Daniele, non carbattiu in questa stanza come ti promesso e andiamo che pare sul mondo del massaggio, dunque bisogno tutto questo, come abbiamo tutta questa attrezzatura di questo triballo, vediamo finza che va da fotografie spettacolari di questo tempo. Tutto questo materiale, tutto questo attrezzo, si sa che due fonti di gente di Ortacesu e di tutta questa zona. Io lisco che uno danese famoso, di un ricercatore che ha girato media in Sardegna, che è Benzonno, e scolavo in che pure ha fatto un reportage di storia vrosta. Sì, circa 70 anni fa, fu passato di questa vita in Ortacesu, specialmente Andreas Benson, con suo amico Jorgenson, tenendo la fortuna di tenere una cinepresa, una macchina fotografica, che già in questo periodo scattava queste fotografie. Una fortuna immensa. Tanti che oggi guarda come testimonianza circa 400 fotografie scattate scetti in Ortacesu, che vengono esposte in sul museo del folklore di Copenaghen. Noi in Bidda ne teniamo una ventina circa, che vengono esposte a noi in sul museo nostro.
siamo in un'istanza che possiamo definire più femminile forse, sì. Questa è un'istanza dove accattiamo cassias di cada tipo, ma in particolare questo telarzo che è bellissimo. Questo telaio viene di Santo Asibi, di Sabide di Santo Asibi. È un telaio che traballata prima anni del Novecento. La tessitura voleva da un'altra attività di femmine importanti per ogni famiglia. Questo che veniva da realizzare voleva da furianta manufatti semplici per ogni dì, tappetos, asciugamanos, i bettuas per usato e su corredo per si sposos. In questo museo la particolarità è che su studenti che vengono in scuola o chiunque essi sia da su visitatori poi traballare su forro e si va e su vai. Su visitatori diventa da protagonista in sadidi didattica che di poter offrire. Sono proprio contenta di essere arrivata in un'altra delle istanze di questo luogo, come siamo entrati però della corte, non siamo esplosi dentro della domo, che forse si no che questa mola non sconta da tutto ciò che abbiamo finito a come, e sono un po' su simbolo di questo conto, su simbolo di questo museo. Mi dai ragione, Daniele? Questa mova vuole importante poiché è con questo traballo, questa mola di due studico che incarrerà voi su traballo della sedazzatura della farra. Daniele, io ti ringrazio, però come sono davvero curiosa di andare a bere so spizzino, so chi sono triballando su pane, lo scherzo fiere, lo scherzo conoscere e intanto ti augurio ormano so po' questo triballo, umano che chi desinno che e ti ringraziamo per tutto su chi nos ha ascoltato, per nos aver piccato in così su tempo so, a bere questa meraviglia della terra nostra, grazie. Il professore che vi presento è Fabrizio Serafini, grazie per nos aver concesso di vedere contigo, che non deve contare chi arbattio è no che e poi te arbattio questo spizzino, so ite progetto se di Sachinde. La scuola nostra è l'istituto comprensivo Gaetano Cima de Guasilla, diventi vatti Sebidasa, Pramantello, Samazzai, Gomaiori, Ortacesu, Selligas e Guasilla. E di questa Sebidasa, duasa, per una questione di numero, su non pedresi scolasa, si monti consorziata. Si intende nostro con questo progetto di una scuola, due bidasa, esti de fai bessi pros amigos e de fai conosci su territorio un solo. Potete fai conosci sa storia, de più spiegare queste informazioni, potete fare consapevolezza delle tradizioni solo. In questa società di oggi questo aspetto sono punti fondamentali per un'educazione sana e genuina dei spicciocchi. Però lo amorbito schini, triballando, si imbruttando, armando, ponendela in pasta, però di fatto li aggrada da sospizzino. So. Sì, spicciocchi sono credicenti in me da queste attività e tutte queste attività laboratoriali. Per fortuna l'istituto comprensivo nostro è stimato attivo da questo punto di vista. Noi ci possiamo augurare ormai un po' di scuola prosta e poi questo progetto che siete mandando adelante, però come ti devo lasciare che siamo andando a cogliere su pane e dunque sono curiosa di vedere questa parte pure di questo luogo. Grazie a vero.
Oggi vi spiego a conoscere qualche cosa che non vi si settate, se in noi che mese sa Sardegna, e sa vita prosarta di Sardegna, siamo galinonne, siamo a millimetros, e in noi conosciamo un umeletto che è un progetto innovativo di Frater Cicalò. Venite con me così andiamo a lo sconoscere. Sono in compagnia di Frater Cicalò, siamo in territorio di Onne e io nos hanno a contare questo progetto che hanno fatto crescere il sucradeggio triballo delle arbole dei frutti. Grazie a Tore Raffaele Cicalò per nos gollio e sa campagna vrosta, nade norboisi Tore in uve siamo e ci si narra da questa località. Noi siamo da Sommas, agro de Onne. E noi che pare che ha aperto un angolo di Trentino con tutto questa armela che teniamo a pala. Quando nasce questa idea di creare questo luogo? È una passione e seguono un po' da minore. Teniamo un giardino accanto al domo e mi indicuravo di questa armela. Se è questa passione, mi sempre a barra in conca, questo era un fruttetto di mela, è un prodotto abbastanza eccellente, diciamo, e in un trattamento. Una pianta di mela, di che ne bisogno? Prima di tutto, se la malattia si più colpita la mela, sono le fungine. Il trattamento si la soprattutto a base del rame e poi mezza volta a misturare il zolfo. Queste arbole, la mosafa che poi vi è bene, sono completamente corruzzate di questa tenda, che immagino che siano apposite per questa pianta, e a che ti servono? Servono a proteggere prima da questo il monande andando ad abbaccare la mela, secondo da grandine, no, purtroppo. Questa grandine a che danno? È un evento che si ripete soprattutto a primi estivi, mentre è capitato anno, no, il mese di maggio ha avuto 20 cm di grande. Le acque sono fondamentali per questa pianta. Sono essenziali e sicuramente devi già in zone, no. Noi siamo in seguito, vamos a integrare fino a scracchi arnia, se no e poi chi non serve fino a può favorire l'impollinazione. Raffaele, tu hai triballato parisi con frate tua a questo progetto umano di ponere questa pianta in noi, ma questa terra è di Savrosta, esiste sempre Savrosta? Questa terra è del babbo mio e può andare, oltre a dare un aiuto alla pensione, oltre a passione, quanto mi riguarda un ringraziamento a tutti meus, di andare a valorizzare il mandato, io tenia forse più bisogno di me, e devo mancare a terra ossa, a collegarsi a passione, a aiuto alla pensione, ma fino a non sende, può dare un ringraziamento a tutti meus. A povida, può cominciare a innestare un piccolo minore. E fino a spirastro, io ando olo, mi lo spompio e veste sapida innestata da mene. Pirastro sono i vattini, diversi tipi di melas. Allora io ando un piccolo e dico, ma che tu va a Finalmente siamo orgogliosi perché mela, che non è che possiamo bene a nuove Frater Cicalò e non gollimmo manco una mela. Siamo orbitinde, la variante schittenide no, che la razza schittenide in no, che vada a mela spronta, sa chi si può ne zaigo sumare e altra sa chi invece deve negalo arrivare a maturazione di mancata calo tempo. De cale cominciamo, devo tenere in mano scusta, chi è pronta? Usa noi sgalu pronta, sarred Jeremy. Usa è stata appena lucidata, in mano che la muove una pattina e la barra da insuppigiù. La mela può essere sana e tessinata deve essere dasata gossi, dei sessi, mentre tutto si cosa. Se è inutile aggiungere né alla si strofinare né all'aggiungere altro prodotto, altra sostanza chimica, sommentare in banana e li pone nel veleno può andare alla sinadare e noi si la papamos. Sui onta in mela, este aumente sti stata
coltivata in maniera non giuda insetticida e poi quando è in alto si anda in montagna e più si ottiene sapore e olores. Poi questo la prima cosa in mano raccomandavo sul dottore De Argea, guai a spiolare questa mela. Poi no, è un antitumorale o mentes, non prendo meda, mito de su iananau. Dunque basta da la saponare bene e non la mandi a morga come teste. Esatto, la papare in suppigiu. Questa invece? Questa invece è sa golden, la classica, io non simo este Golden Delicious. la della Delicious, l'italiana li pone su bullino, ma questa è al naturale, non la mediamo solamente, mentre mediana uso comunque. Sa prima i venidi este sa gala, a barra da sa gala deve de medastipos, questo este sa Royal Gala. la Royal Gala, aumente all'idade. Sa fugi este usta e sgalu a arrivare a maturazione, poi comincia da subirde a cambiare magari verso su giallo. Quest'altra invece se este sa Grand Smith este una mela barra da più aspra e quindi me dall'usano fino a sapore insalata sa mela si accatta da tutto l'anno, ma qual è il suo tempo giusto per mangiare sa mela? Anda bene cada tempo sulle papare, purtroppo certo se si pappa in giugno l'hanno conservata in tacellas. Non pao viene da piattia, so si nada sul gusto, si può di giù e viene da piattia si tacella non cabarrana. Tenete un pannello di fotovoltaico che mi pare di comprendere sia da Ligao a Sabba, che serve tipo posa spianta. Sul pannello può la pompare a sus, sul deposito su un'isa sussu, da ive per caduta gettana e abbana solo ad un determinato orario in cui da determinata antidate di abba. Quindi vi è un programmatore, le trovalvole, i sappirini per tante ore. Quindi cada pianta tiene un apporto idrico. Il suo operatore, il suo coltivatore, decide di dare. Questo è importante anche se coltiva in questa in tutto in montagna, mentre tenuto il prusso, vuole vi sia da antidare sabba per la può coltivare. Il bisogno della pianta. Bene, questo mica la spiego. Però come devo andare vinta se mica ne golire altra, dunque devo salutare Frater Cicalò, però ringrazio per la nostra ringrazio da che non ne possiamo cosa che era manco de contare questo bello triballo che siete sa in con Sarmela e bosachimo so auguri ormano so posso progetto so chi tenete scomo e pro sorde de crasa. Grazie per noi golli in domo prosta. Grazie a voi.